Eder. Mech. Pallister. Il caso di Liliana Resinovic presenta molti aspetti enigmatici, tra cui un dettaglio particolarmente intrigante: lo stato dell'edera nel luogo in cui è stato scoperto il suo corpo. Quando il corpo di Liliana è stato trovato il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico San Giovanni di Trieste, l'edera sottostante non mostrava i segni che ci si sarebbe aspettati dopo che un corpo vi fosse rimasto sopra per 3 settimane. Normalmente, il peso di un corpo sulla vegetazione dovrebbe causare compressione visibile e segni di umidità, ma nel caso di Liliana, l'edera appariva rigogliosa e intatta. Questo dettaglio insolito ha suscitato l'interesse degli inquirenti e degli esperti, portando a speculazioni e teorie alternative riguardo al tempo effettivo in cui il corpo di Liliana è rimasto nel boschetto. Per approfondire questa discrepanza, è stato condotto un esperimento. Un sacco di plastica, riempito con un peso simile a quello di Liliana, è stato posizionato sullo stesso punto nel boschetto. È stato lasciato lì per 3 settimane, replicando le condizioni temporali tra la scomparsa di Liliana e il ritrovamento del suo corpo. Al termine delle 3 settimane, l'osservazione del punto ha rivelato che l'edera sul quale era stato posizionato il sacco appariva chiaramente schiacciata e umida, come ci si aspetterebbe quando un oggetto pesante è lasciato sulla vegetazione per un periodo prolungato. Questo contrasto con lo stato dell'edera al momento del ritrovamento del corpo di Liliana suggerisce che il corpo potrebbe non essere stato lì per l'intero periodo di 3 settimane. L'esperimento ha quindi sollevato una serie di domande cruciali. Se il corpo di Liliana non fosse stato nel boschetto per l'intero periodo, dove si trovava? E quando è stato effettivamente posizionato sul luogo del ritrovamento? Queste domande sono ulteriormente complicate dal fatto che, nonostante le piogge registrate tra il 14 dicembre 2021 e il 5 gennaio 2022, i sacchi contenenti il corpo erano sorprendentemente puliti e privi di segni di terra o foglie, che ci si aspetterebbe in tali condizioni. Questo aspetto del caso, noto come il giallo dell'edera, continua a essere un punto focale delle indagini, suggerendo che ci siano ancora molti elementi non chiari riguardo alla morte di Liliana Resinovic e alle circostanze del ritrovamento del suo corpo. La mancanza di segni sull'edera e la condizione intatta dei sacchi portano a ipotizzare che il corpo potrebbe essere stato trasportato nel boschetto poco prima del ritrovamento, aprendo la strada a nuove ipotesi investigative e alimentando ulteriormente il mistero che avvolge questo caso. Nulla di nuovo, voi vi ricorderete il caso di Viviana Parisi, che viene ritrovata l'8 ottobre sul terreno adiacente a questo traliccio. Anche lì facemmo questo tipo di analisi, il corpo si trovava sotto un ramo di spine. Era precipitato dall'alto, era sempre stato lì, in tal caso avrebbe dovuto prendere e colpire queste spine dall'alto verso il basso, non solo danneggiare alcuni rametti, ma averne tantissimi sotto di sé. Invece Liliana si trovava sotto questa pianta, i rami erano tutti intatti e le passavano di sopra, dimostrazione che lei non era caduta dall'alto, ma era stata appoggiata dal basso e quindi non era per questo stata intaccata alla pianta. Stesso discorso che vale per Liliana, che non avrebbe calpestato per lungo tempo quell'edera. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.